Buonasera a tutti, bentornati a Missione Mondo. Ancora auguri di buon anno a tutti voi. È la prima puntata del 2019 e iniziamo subito ascoltando la voce dei missionari, una voce importante e coraggiosa che continueremo ad ascoltare durante tutto quest'anno. Questa sera vi proponiamo 3 reportage realizzati da Missio Italia. Il primo, Cuori Giovani, ci porta in Repubblica Democratica del Congo, in particolar modo alla Mapendo House a Butembo. È una casa di accoglienza per ragazzi gestita dalle suore del Buon Pastore ed è una struttura che ha una storia particolare. Infatti venne costruita su insistenza degli stessi ragazzi del posto che volevano un locale dove vivere. Si tratta di ragazzi di strada, senza una famiglia o qualcuno che si occupi di loro. La zona è quella del Kivu, una zona in guerra, contesa da diversi paesi e anche dalle multinazionali. In mezzo a tutto questo c'è la gente che vive sulle colline e inoltre decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di sfollati. In questo contesto operano le suore del Buon Pastore e non solo. Andiamo ad ascoltare le interviste, vedere le immagini, poi ci ritroviamo in studio. Qui siamo a Mapendo House, nella diocesi di Butembo Beni, al nord Kivu, dove ci sono tante guerre e tanti rapimenti, però si vive anche bene, gente che prega molto, che vive bene, che rispetta anche molto. L'attività di Mapendo House qui accogliamo i bambini di strada, i bambini che hanno fuggito da casa oppure che sono stati abbandonati, oppure le guerre. Qui sappiamo che è una zona molto calda, quindi spesso volte i ragazzi sono lasciati così. Chi incontra il Signore ha un cuore sempre giovane, il Signore ha avuto sempre un cuore giovane, cioè un cuore che sogna sempre, un cuore che sogna sempre a dare, a fare vivere. E quindi prima incontrare il Signore, quando si incontra il Signore tutto è più facile donare, e anche perché quando si dona si riceve, e non bisogna credere che insomma bisogna sempre donare, ma c'è tanta felicità nel donare, si riceve sempre, però ci vuole un cuore sempre giovane. Non c'è l'età che possa dire 80 anni non posso più andare, no, il cuore rimane sempre giovane se si vuole, e però con la grazia di Dio il cuore rimane sempre giovane. Quando ero ancora aspirante, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato un candidato dei fratelli, di voler diventare un fratello. Crescendo nella mia parrocchia si diceva che i fratelli devono occuparsi dei preti. Devono occuparsi dei campi, devono servire i preti. E quindi mi dicevo che io non sarei stato al servizio di un altro. Non sarei diventato un fratello, no. Pensavo di diventare prete. Ma è stato durante la professione dei voti perpetui di un fratello comboniano che, alla cerimonia, che mi è piaciuta molto, c'era il provinciale e mi ha detto: da noi, dai comboniani, i fratelli e i padri sono uguali. Non ci sono differenze, i preti non sono superiori ai fratelli. Tutto questo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche lo stile di vita che c'era, quindi ho deciso di diventare fratello. Comboni diceva: se avessi 1000 vite le consacrerei all'Africa. E io ho trovato delle persone che si occupano di noi, quindi io devo restituire quello che ho ricevuto. Ho incontrato delle persone che mi hanno parlato dei fratelli, mi hanno detto:
I fratelli comboniani evangelizzano con i loro atti, con le loro azioni. Quindi anch'io, come giovane, per prepararmi a questa vocazione, ho fatto pratica di falegnameria. E mi sto specializzando nell'edilizia. Così, se sarò ben preparato, potrò insegnare agli altri come costruire. Diceva che tu le so. What does it mean? Più si dà al Signore, più si riceve tanto. Io vorrei che i giovani venissero a vedere anche gli altri giovani che soffrono. Magari loro sono più fortunati, hanno avuto papà e mamma, hanno tante belle cose e comodità, ma qui ci sono i giovani alla loro età che soffrono tanto, che vivono in mezzo alla strada, se possono anche loro venire, perché no? Li aspettiamo, i ragazzi hanno bisogno di loro, hanno bisogno di conoscere anche più gente. Poi se qualcuno vuole anche rimanere, perché no? Il posto c'è per tutti. Se sono qui è perché questi giovani possano vedere come mi comporto, come faccio il mio apostolato. E perché possano imitarmi, così che un giorno possano non diventare come me, ma anche meglio, perché possano fare grandi cose. Io faccio apostolato con gli amici di Cristo, chiamati comunemente bambini di strada. Possiamo dire che i giovani che sono qui collaborando con noi cercano di imparare a gestirsi. Non saranno qui per sempre. Sono qui per una formazione che permetta loro di ricollocarsi nella società e quindi imparano anche un lavoro, come ad esempio l'imbianchino o altre cose. Con il secondo reportage di Missio Italia, il Vangelo è gioia, restiamo in Africa ma andiamo in Sud Etiopia, in un luogo lontano dalle vie di comunicazione. Qui l'arcidiocesi di Bari Bitonto ha inviato i suoi sacerdoti Fidei Donum. Il primo è stato Don Franco Ricci, che ha donato la vita per la gente di questo posto e ha portato il Vangelo in un luogo ancora oggi ricco di tradizione religiosa. Prima dell'arrivo dei Fidei Donum dal Sud Italia, Sodduabala, questo è il nome del posto, era quasi impossibile poter avere accesso all'istruzione. La scuola più vicina infatti si trovava a decine di chilometri di distanza. Andiamo ad ascoltare. Una missione certamente sempre un po' sperduta, cioè bisogna comunque inoltrarsi un po' nella foresta per raggiungere questa missione. Ecco, però si tratta di una comunità viva. Main religion is Christian. La religione più diffusa è il cristianesimo, ma da circa 10 anni ci sono anche musulmani. Since 10 years ago, we have a few Muslims also around. I musulmani sono arrivati da un'altra regione a causa di una carestia. Sono venuti perché da loro c'era una forte siccità. Because of drought, they came. Le varie attività che sono state fatte sono soprattutto a livello pastorale di annuncio del Vangelo e di celebrazione dei sacramenti, ma anche dal punto di vista anche scolastico, oltre alla scuola principale che è giù qui in missione, ci sono delle scuole secondarie rurali sparse un po' su tutto il territorio.
The gospel is joy. Il Vangelo è gioia. Il Vangelo è per tutti. Perché abbiamo una scuola in questa parrocchia? Perché Gesù era lui stesso un maestro. È venuto per insegnare alla gente. Nei villaggi ci sono molti bambini. Solo in quest'area ce ne sono più di 500 pronti per andare a scuola. Però ancora oggi molte ragazze non vanno a scuola per l'influenza delle famiglie. Che non vogliono mandare le ragazze a scuola. Vogliono che rimangano ad occuparsi dei lavori di casa. Per questo la maggior parte degli studenti sono ragazzi. Sono stato qui in questa tribù per oltre 20 anni e poi largo ai giovani, no? È bene anche farsi da parte per lasciare che i giovani facciano la loro strada. Oggi il parroco di questa missione è uno dei nostri studenti che, avendo ricevuto la vocazione al sacerdozio, è diventato sacerdote ed è il primo sacerdote di questa tribù che oggi è parroco. La mia famiglia era protestante e io sono diventato cattolico grazie ad una signora che mi ha invitato ad andare alla chiesa cattolica. La mia vocazione è iniziata quando ero in seconda media, ma arrivato al diploma di maturità volevo cambiare, volevo sposarmi. Per entrare in seminario era necessario prendere dal 2 in su e ho chiesto al Signore, per piacere, non farmi avere questo voto, fammelo avere più basso, perché non voglio più diventare prete. Io non ero bravo come gli altri, ma loro hanno preso un voto più basso, mentre io ho preso 2. A quel punto mi sono detto, chi sono io per dire no al Signore? Lui mi sta cercando. Quindi quel giorno ho deciso di entrare in seminario e diventare prete. Ho capito che la vocazione non dipende da noi. Non siamo noi a decidere, è Lui. Il Signore che cerca le persone e decide. Prima della costruzione del ponte, durante la stagione delle piogge, la gente non poteva passare da quella sponda a questa e viceversa. Molti studenti non potevano passare. Molti sono stati portati via dal fiume. Altri hanno perso i libri, le penne, i vestiti. Molti cristiani non potevano venire in chiesa. Avendo visto la situazione, padre Leonardo ha progettato di costruire questo ponte. Il ponte è intitolato a Monsignor Andrea Mariano Magrassi, il vescovo che ci ha mandato padre Leonardo in Etiopia. Noi siamo molto riconoscenti a padre Leonardo e soprattutto siamo riconoscenti nei confronti della gente di Bari. Grazie. Thank you. Mi ricordo una signora molto anziana che ho incontrato sul ponte, no? Quindi attraversava, io andavo dall'altra parte, lei mi ha fermato, mi ha detto: Baleo, Dio ti benedica, perché io non vedevo mia sorella, non incontravo, non toccavo mia sorella da tanti anni. No? Cioè ci salutavamo dalle 2 sponde del fiume, ma alla nostra età non era possibile pensare di poter attraversare. Adesso un giorno vado io da lei e l'altro giorno viene lei da me e ci siamo reincontrate. No? Questo ponte è un po' il simbolo, no, del lavoro missionario, no? Questo collegare gli uomini a Dio e anche gli uomini tra di loro.
Vangelo, annuncio degli ultimi, invece è il titolo del terzo e ultimo reportage sempre realizzato da Missio Italia e che vi proponiamo questa sera e che ci porta in America Latina, in particolar modo a Buenos Aires, tra la povertà di questi agglomerati sterminati che si trovano nelle periferie di Buenos Aires. È qui che Papa Francesco, tra l'altro, quando era arcivescovo, ha profuso non poche energie istituendo i preti villeros, ovvero preti dedicati alle parrocchie di questi luoghi. Ad esempio, proseguono queste attività gli Hogar di Cristo, spazi nei quali i disperati arrivano e trovano conforto, come quello di Antonio Gil, l'Hogar di Cristo Antonio Gil, dove opera Suor Marcela Cravera dal 2014. Sentiamo allora l'intervista e vediamo le immagini di questi posti. Siamo nella città di Buenos Aires, nella periferia della città di Buenos Aires. Siamo nell'Hogar di Cristo Gaucho Antonio Gil. Quando arrivano noi li riceviamo. È Gesù che viene e noi dobbiamo accoglierli, abbracciarli, curarli, ascoltarli senza pregiudizio. Facciamo tutto per loro, cerchiamo di fare tutto il possibile per loro. A volte se ne vanno perché sono dipendenti dalle droghe e ricadono. A veces los chicos se van porque empiezan su consumo nuevamente, ¿no? Porque recaen. Pero después vuelven. Però poi ritornano sempre, perché sanno che questo luogo è un luogo per loro, dove qualcuno si occupa e si preoccupa di loro. Quando uno si acerca a los más pequeños y a los más pobres. Quando uno si avvicina ai più piccoli, ai più poveri, riceve l'annuncio del Vangelo, riceve l'allegria del Vangelo. La Chiesa recupera la sua ragione più profonda, la sua mistica più profonda. La sua mistica más profunda. Entonces, pensando di fare del bene alla società, al mondo, è la Chiesa quella che riceve un bene maggiore, perché recupera lineamenti evangelici. Recupera rasgos evangélicos, ¿no? Todas esas riquezas. Tutte queste ricchezze ci fortificano nella vita sacerdotale in mezzo a tanta ingiustizia, dolore, morte, droga e altre cose che esistono nel quartiere. Tuttavia la forza della fede, della speranza di questo popolo semplice è più grande delle difficoltà. Sono parroco della parrocchia di Cristo Obrero, nel quartiere Padre Carlo Mujica, conosciuta anche come Periferia 31 Retiro. Quest'anno, con i miei compagni di corso, ho compiuto 25 anni di sacerdozio. Di questi 19 li ho passati lavorando in questo quartiere, nel quale ho appreso molto e continuo ad imparare molto dalla gente, dal popolo di Dio, dalla sua fede semplice, i suoi valori belli come la solidarietà, la famiglia. Dove si mangia in due, si mangia in tre, si dice. Questa è una caratteristica del nostro popolo semplice, con la quale noi ci stiamo alimentando e facciamo crescere la nostra vocazione. Abbiamo l'eredità che ci hanno lasciato i preti che ci hanno preceduto, come il padre Mujica, che visse in questo quartiere. Apparteneva ad una famiglia molto facoltosa, non era di una famiglia umile. L'incontro con questo popolo povero lo trasformò, lo convertì e diventò un uomo nuovo. Lui diceva che bisogna aiutare la gente ad alzarsi in piedi perché non perda la sua dignità. Tutta questa attenzione iniziò con Papa Francesco, quando era Cardinal Bergoglio.
Durante l'epoca in cui il cardinale Bergoglio era nostro arcivescovo, ci diede come priorità l'accompagnamento nelle periferie, nominando molti parroci nei quartieri più poveri e lontani. La Chiesa doveva accompagnare, uscire, non chiudersi nelle comunità, ma uscire, andare nelle periferie, diceva Bergoglio. Caro Francesco, siamo qui nel quartiere del Retiro Padre Mujica. Siamo qui con gli anziani. Quest'anno, il 5 aprile, si compiono 10 anni che voi, caro Francesco, benediceste questa casa intitolata Negro Manuel. Per questi 10 anni di questa casa, con gli anziani, le mandiamo un saluto grande. Le diciamo grazie e le diciamo che preghiamo tutti i giorni per lei. Grazie, Francesco. Bene, grazie. Siamo giunti al termine di questa puntata. Ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di Telepace. Arrivederci.